Allora, il gioco dovrebbe prendersi in automatico. Allora, Gianmarcone. Quasi. Gianmarcone, allora, se va bene ci divertiamo. Ma è un... Dojol. Si è bloccato il gioco. Prima andava. Sarà per la live? Sarà per l'emozione? Sarà per le cartucce di Switch 2 che costano 90 euro? Chi lo sa? No, dai, devi funzionare. Prima sei arrivato al menu principale, dai. No, dai. No, dai, dai, non farmi questo, dai. Allora, schippiamo il filmato iniziale a questo punto. Allora, già Marcone. Allora, non capisco perché si blocchi mentre prima andava. Prima è andato, l'ho provato. L'unica cosa che posso fare è vedere se per caso è Special K che dà qualche problema. Già. Andrà in conflitto con OBS che l'ho provato prima senza... Ok, proviamolo liscio. Che bello che mi preparo le cose prima per bene. Ma poi mi hai fatto tutto l'hype. No, aspetta. Special che ogni tanto dà qualche problema con i giochi, però così dovrebbe essersi sbloccato. Ok. Ah, lui sta praticando il Kung Fu. Sì, Gianmarco. Guarda. Così. Così. Hai capito cosa faremo noi stasera? Creeremo la nostra scuola di arti marziali. Stiamo per creare... Ti è piaciuta l'idea? Il frutto do Miyagi Karate. Così fa esattamente quello. Devi farci la scuola, devi organizzarti la scuola, e poi non so cos'altro si deve fare. Ho visto i primi 5 minuti e ho detto questo lo dobbiamo... 5 euro. 5 euro. Allora Gianmarco. Ma Dragon Age è gratis però. Frega cazzi. Noi siamo maschi. Siamo maschi. Costruisci la tua scuola, proteggi i deboli, alleni i tuoi studenti. Allora seleziona la modalità di gioco normale. Il tuo allievo si riprende sempre completamente, anche dopo ferite gravi nei combattimenti. Realistico, il tuo allievo può morire nei combattimenti e potresti perderlo. Realistico. Ma di che cosa stiamo parlando? Un guerriero può anche cadere sul campo di battaglia. Metti da farlo così. Ah sì, è vero, aspetta che qua... Troppo se lo... Crozzi. Ciao Francesco, Ciao, io spero Francesco. solo che mi faccia modificare i nomi dei personaggi e che devo mettere qualcuno qua dentro. Allora. Crotolo. Buonasera Crozzel. Allora, c'è un bel paesino orientale, tutti allegri, tutti felici. Città del Lago. La leggendaria città dove batte il cuore delle arti marziali e si formano i migliori maestri. C'è chi si allena sui tetti, c'è chi si allena tenendosi sospeso così, e ci siamo noi. E poi ci siamo noi. Allora, io non so praticamente niente, che è arrivato ad un certo punto nel video, anche skippando, ho visto una cosa, ho detto lo dobbiamo fare, punto. Oh no, dove sono? Ma dei sottotitoli si possono avere? Dovrebbero esserci, però il gioco può presentare un po' di bug, Gianmarco, non farci no. C'è una donna che piange, Salve, Enzo. chi sei? Madre. Mother. Madre. Momento, aspetta. E non c'è il pulsare sottotitoli, però io mi ricordo che c'erano. Va bene, noi... Gianmarco, non ti fa problema. Andiamo a... Oh, chi sei? Chi è? Oh no! È uno sgronder. Spirito dell'ombra. Che vuoi? È l'ora del Kung Fu. Totò. Vieni qua. Sam. Mossa di judo. Guarda. Calcio volante. Quindi se fai così... Aia. Boom. Bello. Aia. Aia. Boom. Vai, attaccami. Wakadu. Boom. Ok. Vieni qui. Guarda. Che cazzo è? Oh no.
Io! Eliminati 2 in una botta sola. Madre, aspetta. Brutolo! Dove siete? Oh no! Guarda! Tutto maior! Non ci avrete mai gaglioffi? Noi siamo il Kung Fu. Non sta. Oh no, madre! Madre, no! Sbagliato. C'è un biglietto sotto la porta. Nota. Crozzi e se n'è andato, secondo Quello è me. un crozzolo. Sapere della scomparsa di tuo padre mi ha profondamente rattristato. Era sempre una brava persona e uno dei migliori rappresentanti del Kung Fu. Ho sentito che hai un grande potenziale con le tue abilità di combattimento, tuttavia ho appreso che non sei riuscito ad aprire la tua scuola a causa di difficoltà finanziarie. Per questo motivo ti invio tutti i miei risparmi, apri la tua scuola e onora tuo padre insegnando il suo Kung Fu. Lo zio! L'onore del nome di tuo padre è nelle tue mani. Con affetto, tuo zio. Lo zio! Va bene, quindi abbiamo il nostro zio che ci ha dato i soldi, ci ha dato 1000 monete e ci ha detto vai, insegna il Kung Fu. Vabbè, Bello! esplora la città e trova un negozio adatto in affitto. Allora, Gianmarco. Ma noi siamo proprio Johnny Lawrence! Sì. Stiamo trovando il nostro dojo! Allora, vediamo un po'. Dove potrebbe essere? Allora, questa è la mappa. Ok, ci sono, penso, delle scuole rivali. Penso che questo sia libero. Vediamo un po' dove... C'è la Crimson Dragon Dojo. Cazzo, questi sono pericolosissimi. C'è la ruota della fortuna. Non so Non si può perché. girare la roba. Più che Fight School Simulator mi sembra un tipico film anni 80 simulator. Buonasera, Ciao Tom, Tom. buonasera. Tom, ho trovato sto gioco per caso vedendo l'ultimo video di Vecchio del Tubo e ha fatto sto gioco YouTube in live e come l'ho visto e visto che io e Gianmarco ultimamente ci siamo azzeccati a Cobra Kai, ho detto no, dobbiamo fare questo stasera. Quindi dobbiamo trovare una scuola. Salve. Non si apre il portone. Vabbè. Tom, tutto bene? Allora, le migliori scuole del Lo villaggio. sapevo. Cazzo. Crimson Dragon, Silent Bamboo, Ok. Iron Fist Clan. Com'è? Iron Fist. Mi ricorda qualcosa. E poi l'ultimo, aspetta, non l'ho detto. White Crane. Ah, la scuola, questa è di Dragon Ball. C'è una citazione anche a quella di Dragon Allora, Ball, la vediamo un scuola della po' Gru. se riusciamo a trovare un luogo dove... Casa.